sono finalmente arrivato a Catania, all'Istituto Wojtyla, e sono molto felice di essere qua. Questa giornata è stata pensata dalla dottoressa Di Piazza molti anni fa insieme a me, prima della pandemia, prima del Covid, e l'abbiamo coccolata questa giornata, questa idea per tanti anni, abbiamo continuato a crederci e oggi finalmente ci siamo. Perché Lady Amarena Junior? Questa è un'idea proprio della dottoressa Di Piazza, perché è una donna fortissima, è una donna eccezionale e vuole che le ragazze che studiano per diventare professioniste dell'accoglienza, dell'ospitalità italiana, famosa nel mondo, abbiano un palcoscenico anche loro. Questo è un mestiere che per decenni, centinaia di anni è stato un mestiere da uomini, ma oggi le cose sono cambiate, forse un pochino anche grazie alle 7 edizioni di Lady Amarena, che ha veramente contribuito a far capire che le donne hanno un modo diverso di miscelare, un modo diverso di creare, di accostare sapori, ingredienti, presentazioni, decorazioni dei cocktail. Quindi la dottoressa Di Piazza conosce bene questo mondo perché è una delle persone più diciamo, amate nel mondo dell'AIBES, che è l'associazione italiana dei barman e dei loro sostenitori, e quindi ha avuto questa idea, me ne ha parlato, io ho abbracciato questa idea immediatamente e insieme siamo riusciti a costruirla, e oggi, anche grazie ai collaboratori della dottoressa dell'Istituto Wojtyła, siamo in finale. Quindi io sono felicissimo, sono molto orgoglioso di essere qui, sono emozionato perché ho visto un regalo che ci è stato fatto dall'Istituto e dalla dottoressa, che è una galleria che ho appena visitato, dove ci sono delle riproduzioni di nostre pubblicità degli anni passati, e insomma non nego che il mio cuore ha saltato un battito, come dicono gli inglesi, e mi sono emozionato perché davvero è un tributo a una famiglia che per 5 generazioni ha dedicato la propria vita e i propri figli e figlie a questo mestiere e a portare in Italia e nel mondo degli ingredienti sani, buoni, naturali, italiani, per creare tante cose molto, molto buone, i gelati, la pasticceria, i drink, insomma in casa e al ristorante o al bar. Quindi questo è stato un tributo che davvero non ha eguali nella mia esperienza passata, e quindi oggi è veramente una giornata piena di emozioni. Grazie ancora.